Amici bellini, buongiorno, buon martedì, ma che buongiorno, per voi credo buonasera, insomma, il pomeriggio che diventa sera, tra il lusco e il brusco, ecco quei colori lì. ADL, la presenza, i Spalletti, le cose, il ritiro, cominciamo, ma delineiamo, ecco, approfondiamo. Allora, amici bellini, come al solito ho aspettato un pochino, non è un video, io l'analisi tattica non la faccio, ci ho pensato, è troppo... benvenuto Floriano Tavoletti, siete in tanti che vi siete iscritti al canale e veramente grazie perché avete risbloccato l'algoritmo che si era un po' bloccato e succede dopo Napoli-Verona, succede dopo Empoli-Napoli, che però sono due partite che secondo me non dovremmo accomunare, è semplicemente un esempio di come poi il calcio va e i nodi che vengono al pettine alla fine più o meno sempre nella nostra squadra, e uno dice vabbè, dopo aver vissuto Napoli-Verona non possiamo mai no, si può, con obiettivi però diversi, ecco perché voi dovete lasciare un like, perché secondo me, e ve lo dico tranquillamente, se ero insomma sempre un po' scettico per quanto riguarda lo scudetto, ci ho creduto per mezzo secondo, ma vi ho sempre comunicato scetticismo e ho pompierato e ho dovuto pompierare. Per quanto riguarda la Champions, io vi devo dire che non vedo il pericolo serio, tangibile, che il Napoli scivoli al quinto posto in questo finale di stagione, perché le partite sono poche e il Napoli deve fare 4 punti, no? Tutti quanti stanno dicendo così, ma seppure non li dovesse fare, abbiamo messo talmente tanto punti in cascina e distanza che è difficile anche che le altre che stanno dietro li facciano tutti i punti per recuperarci, chi che possa essere la Roma, la Fiorentina o la Lazio, visto che il Milan all'ultimo secondo comunque ha bloccato la Lazio, che era quella che si poteva mettere a 59, aspettiamo la Fiorentina, non c'è dubbio. Però visto che l'obiettivo era la Champions e Spalletti è stato chiamato per questo, adesso noi stiamo ragionando su questa questione: è ADL contento e scontento, è entrato negli spogliatoi, Edo ha tuonato il vicepresidente eccetera eccetera, qual è la situazione dell'ambiente? E ieri vi abbiamo letto tutte le cose, tutto il percorso, no, dei tweet. La società decide il ritiro, secondo tweet Spalletti ha deciso il ritiro, la società è d'accordo, e poi nel comunicato si spiega che questo ritiro sono cene, inviti a cena con delitto, praticamente così. Qualcuno diceva pure non hanno trovato disponibilità in albergo, è per questo che non è il ritiro. Non credo che sia così, però dobbiamo riflettere su una cosa: ADL era presente oggi a Castelvolturno, si è guardata la seduta di allenamento, tutto a posto. Quello su cui io riflettevo con lo staff del Caffè Napoli TV e anche con gli amici abbonati è se Spalletti effettivamente, perché Sky ci dà delle indiscrezioni e ci dice, sperando che siano attendibili, e ci dice guarda che Spalletti non era affatto d'accordo con il ritiro, e quindi quando c'è stato poi il confronto tra ADL e Spalletti ha detto nessun ritiro, nessuna punizione eccetera eccetera, una sorta di difesa dei ragazzi, stiamo tutti insieme, magari facciamo questi confronti a cena eccetera eccetera. Non credo che a cena comunque possano dire allora il 4-3-3 ma andiamo le mezze ali nell'aria, non credo così, però va bene per cementare un gruppo, perché bisogna finire bene. Questo è importante, questo discorso del quando, perché il trend poi è importante. Il trend dell'anno scorso, il Napoli finisce bene, a parte quella partita maledetta, però parliamo di 43 punti che continuano nella scia, perché lo dice Spalletti, io continuo l'ottimo lavoro di Gattuso e ci aggiungo del mio, ed era esattamente quello che Spalletti ha fatto a inizio stagione. Il Napoli vinceva, il Napoli sembrava più solido, sembrava più tranquillo mentalmente, sono fragili mentalmente, per raggiungere le vittorie anche quando la partita si stava mettendo male. E va benissimo. Quindi
Se voi immaginate, invece di quelle 8 vittorie all'inizio, queste 8 vittorie distribuite un po' più omogeneamente durante il campionato, e se le avessimo fatte nel finalissimo, non staremmo parlando di delusione, di tifosi che gridano vergogna, eccetera, eccetera, ma staremmo parlando di un campionato altalenante, il primo anno di un nuovo allenatore, senza fare mercato, si è fatto quello che si poteva, si va in Champions molto bene, e per l'anno prossimo si rifonda e si vede. Questo è il quando, che nel calcio è importantissimo. Ecco perché io non mi spiego il caos, perché di caos si tratta in questo momento in città e nell'ambiente, nella società, perché signori, voi lo sapete che il Napoli è molto veloce a smentire anche cose di poco conto quando vogliono smentire. E se tu mi dici col tweet è Spalletti che l'ha deciso e poi Sky ti dice guarda che Spalletti non lo voleva e si fa il passo indietro e il Napoli non aggiunge, almeno ad ora, nuovi dettagli sotto questo punto di vista, noi ci dobbiamo fare un paio di domande, come se le sta facendo Spalletti, perché questa poi è la cosa perché noi dobbiamo guardare al futuro, visto che questo campionato è bene o male finito, dobbiamo chiudere bene. Il Sassuolo, mi dicono, non l'ho vista, che ha giocato comunque un'ottima partita e gioca bene il Sassuolo, lo sappiamo, contro la Juventus hanno perso, ma adesso, quindi io vi anticipo, con il Sassuolo ho paura. Io ero fiducioso con la Roma, ero fiducioso con l'Empoli, con il Sassuolo ho paura, quindi magari vinciamo, non c'è problema. Però questi punti che dobbiamo fare per la dignità e per chiudere bene il campionato, abbiamo altre 3 partite per farli, non facili, ma insomma. In conclusione, questo caos va risolto e ci ritroviamo di fronte di nuovo a una situazione un pochino ibrida. Nel frattempo, amici bellini mi mandavano anche su Instagram un video che sta girando su ADL che fa uno sfogo, no? Ve lo faccio sentire brevemente. Questo è chiaro, no? Poi avvenga perché deve avvenire, ma non è che io devo fare Karachiri o devo dire, come molti pontificano, è una stagione buttata nel cesso. Ma chi l'ha detto? Ma chi si permette di dire questi idiozie? Ma che cazzo avete vinto a Napoli? Avete vinto 2 scudetti e la Coppa Italia, la Coppa UEFA, la Supercoppa anche, Supercoppa italiana, 3 Coppe Italia. E allora? No, è giusto chiarire. No, ma sono più di 20 anni che non stavate rivivendo un certo periodo di protagonismo. Va bene, lo stoppo qui perché poi continua e ci sono altre parolacce che YouTube non è meglio non far sentire. Però, importante, perché visto che questo amico bellino me l'ha girato, non ci sono date, eccetera, eccetera, qualcuno potrebbe pensare che questo è un video attuale, che questo sfogo sia avvenuto adesso in questo confronto con Spalletti. E no, e ve lo do per certezza che questo è un video vecchio. È un video vecchio perché queste storie si sono sentite, ecco perché nella continuità, si sono sentite in passato. Ci sono sempre dei momenti in cui questo Napoli, che comunque sta ad alti livelli da parecchi anni, ogni tanto succedono queste cose e ci sono questi piccoli terremoti, queste scosse sismiche nell'ambiente e non si migliora, non è che si risolvono, eccetera, eccetera. Quindi calma, io vi devo riportare alla calma, non vi posso parlare di una società che sta praticamente combattendo, non sappiamo qual è effettivamente il progetto societario per il futuro. Questo poi è la cosa che su cui dovremmo confrontarci e soffermarci. È un momento importante dove il Napoli dovrà rifondare. Si perdono parecchi tasselli che sono stati con noi tanti anni. È un'occasione. È Spalletti l'allenatore giusto per questa occasione? Non lo sappiamo. Volete la mia opinione? Io voglio la testa di Spalletti? No, perché dovremmo imparare dalla memoria. Forse troppo presto ci siamo liberati di Ancelotti, troppo presto ci siamo liberati di Gattuso e non facciamo l'errore di troppo presto liberarci di Spalletti, perché non credo che sia un problema di allenatori. Ci sono dei giocatori che non sono stati all'altezza nel frattempo, lo spogliatoio è unito quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male non sono poi così unitissimi, ed succede in tutte le cose. Ed è un auspicio, se si mettono dei tasselli, dei giocatori di personalità all'interno di questa squadra,
ci si libera di quelli che non hanno più voglia di farlo, eccetera eccetera, perché vanno in altri lidi, e magari si aggiungono dei tasselli in società. Si parlava del Pampa Sosa, non so se è lui la figura, ma una figura che quando entra nello spogliatoio dice: ragazzi, io sono stato giocatore come voi, lo capisco, parlate con me, non parlate con Edo, non parlate con lo sapete De Laurentiis come è un po' fumantino. Questa figura potrebbe aiutare tanto. Con questa figura si vince? No, non necessariamente, questo è importante stabilirlo. La Juventus ha Nedved come figura, benissimo, le ultime 2 stagioni le ha steccate lo stesso, quindi non è una condizione che praticamente ti dice: noi mettiamo un vicepresidente oppure una figura di direttore generale che è intermediario, eccetera eccetera, e immediatamente vinciamo. No, ma farlo può solo aiutare nei periodi così di crisi oppure comunque di difficoltà che ogni squadra affronta ogni anno per forza, perché è scientifico che nessuna squadra può vincere tutte le partite e fanno il percorso così, specialmente quando hai delle defezioni naturali. Ora, per completezza diciamo anche le altre cose. Tra l'altro esce scritto la notizia: calcio femminile, il professionismo è ufficiale. Guido Gentile parla del calcio femminile ed esce la notizia, vabbè, senza proprio dirlo. Interessante il fatto che comunque non penso, stiamo cercando di recuperare, non c'è Gulam, non c'è Elmas, ancora Lobotka, tutto a parte, e quindi questa storia del ritiro si vedrà tranquillamente. Facciamo un attimo un altro controllo se ci sono altre cose da dire, ma non credo. Vi potete iscrivere al canale, per esempio, vi potete iscrivere al canale Telegram. Io quando vi chiedo del canale Telegram è perché YouTube stiamo sotto al cielo, non sono proprietario di YouTube. Se un domani decidono come ci vediamo più, ecco perché il canale Telegram è importante. Quindi stasera guardatevi come impegno Manchester City Real Madrid, così vediamo un pochino di calcio ai massimi livelli, con la speranza che non ci siano, vedi le notifiche, con la speranza che non ci siano simulazioni e giocatori che si buttano a terra gridando, perché capita anche ad alti livelli e ci resto male. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Calma, col Sassuolo la vedo nera, però calma, bisogna finire bene e bisogna ricominciare meglio. Questo è il mio auspicio, altrimenti ogni anno ci sarà o una Napoli-Verona, o una Empoli-Napoli, o un albergo di Firenze, o un arbitro che non ti piace, o un errore papera clamoroso del portiere, o un allenatore che grida sempre improvvisamente non grida più, oppure giocatori che si abbracciano e che non si abbracciano più, vedi? Calma. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.